così una mia curiosità. Cosa vuol dire il canfin? Ecco, questa è una domanda che ci fanno tanti. Intanto buonasera a tutti i lombardi e tutti chi ci guarda per televisione. Quanti lombardi ci sono qua? Tutti. Quanti meridionali? Bravi. Sei una maggioranza, sarei lì no. Di solito al contrario. E noi altri siamo veneti. Se Veneto ne è. E allora, attenzione fanciulli, io gli ho chiesto come mai è il canfin. Allora è il canfin. Perché il canfin? Ecco, questo nome che ci siamo dati 33 anni fa l'abbiamo preso da quel bel lume a petrolio che noi nella provincia di Vicenza lo chiamiamo così, è il canfin, è quella lampada a petrolio che ci fa luce, che ci faceva luce negli anni. Musiani ce l'ha ancora a casa, sì, c'era ancora Musiani. La sera attacca il petrolio. Non ha la corrente. E allora quella luce lì che ci teneva compagnia nelle serate, nelle stalle dove nascevano queste canzoni che noi portiamo avanti con il nostro repertorio. Anche perché voi avete un repertorio che tra l'altro ricorda veramente, tirano fuori di certe canzoni bellissime. Cerchiamo di stare in strada con questo genere. Mi ripresenti tu il canfin? C'è Gemma, c'è di Gemma in fondo. Di Gemma! Ha detto c'è di Gemma. No, io non sono. No, lui è. Gruppo, ma... Beh, lui è storico. Ha i pantaloni bianchi, ma c'è la barba bianca di Luciano. Grande Luciano, storico Luciano. Hai capito? Il bianco è quasi uguale. Poi c'è Lisa, bellissima donna. Due o 3 anni che canta con noi. Mercedes è. Lui è Franco con la fisarmonica. Ma scusami, Franco. Mercedes ha fatto così, no, carina? Tu hai fatto. Cioè, se mi ha lottato, cioè, l'applauso deve essere spontaneo. Dai, rifallo, c'è Franco, dai, tira su. Hai capito, Franco? E ovviamente c'è. Sono io Vittorio, che ormai sono il vecchiotto qua del gruppo. Il grande. Questa canzone, Walter, che adesso loro ci proporranno, è la storia di una penna biro. Di una bic, sì, la penna. Una penna biro che non nera, scrive è rosso, ma nero, quindi penna nera. È per quello, giusto? Giusto. Non è così il senso? Giusto. No, dai, dillo tu. No, dai, dillo tu. Sì, è una canzone che abbiamo un po' rapito da una grande artista, l'abbiamo interpretata un po' a modo nostro. Parla un po' di questo alpino che va a ritrovare quelle belle nostre montagne del Monte Grappa, ai piedi di dove fanno la grappa, che è buonissima. No, vabbè, io volevo anche. Sì, insomma. Ecco, che racconta un po' la storia con questo suo nipotino che va a raccontargli questa storia quando lui ha fatto il militare su in quelle nostre cime. Quelle bello, le storie di un tempo e le storie dei nonni, o no? Di chi ha vissuto. Bravissima, questa è la storia, veramente. Giusto? Brava. Lo so, adesso sappiamo. Brava. Pronti al canfin? Loro sono bravissimi. Penna nera.
queste